Beatles, Rolling Stones, belle donne, ma poi è stato mandato in Vietnam. Anche qui, Gianni, non ci siamo, cioè dai, ormai Gianni. Vietnam, cioè anche Rambo ha 80 anni, basta. Cioè, Quindi, amici che già vi siete spesi per riattualizzare fatti mandare dalla mamma, adesso vi chiedo di riattualizzare questa. C'era un ragazzo al 346 64 277 56. Riattualizzateci questa storia così che Morandi riesca di nuovo a entrare nel senso comune anche con le sue canzoni, perché Morandi è capace di entrare nel senso comune anche perché insomma è uno di quegli autori che sa usare i social network, non a caso ha 1 milione di follower. E il Gianni Morandi che esce dal suo profilo Facebook è in effetti, come tutte le persone quando si così avvicinano al loro pubblico, sembrano tutti un po' più strani, no? Rispetto a come immagini una persona che non conosci. Tu prima di conoscermi, quando mi hai visto passare per il corridoio, magari ti sono sembrato una persona un po' più normale di come e lo stesso posso dire di te, e lo stesso possiamo dire di Roberto Colombo. Man mano che una persona riduce la distanza con gli altri si incominciano a vedere delle stranezze, e devo dire che sul Facebook di Gianni Morandi queste stranezze a noi è sembrato di vederle. E andiamo con ordine, perché se il 21 aprile è stata la giornata del Dies Irae, alle 3:33 di notte, non è stata l'unica volta. Ho fatto una breve ricerca andando indietro di un paio di mesi, e il primo post che vi volevo porre sono le grandi domande che si pone Gianni Morandi. Correva il 25 febbraio scorso, Gianni Morandi pubblica una sua foto. Oddio. Lui pubblica ogni mese sul suo profilo Facebook una foto con lui con la camicia blu su sfondo bianco, e serve per vedere il passaggio del tempo sulla faccia. E il 25 febbraio scrive: quasi tutti noi diciamo come passa in fretta il tempo, ma è il tempo che passa o siamo noi che passiamo mentre lui sta fermo? Siamo noi che passiamo mentre lui sta fermo. Grandi domande, veramente grandissime domande, no? La lampadina che si accende. E quindi vedi che c'è comunque del contenuto, della profondità in Gianni Morandi. Ecco, e uno degli argomenti che lui tocca il giorno dopo, però, è il rapporto con suo figlio. Questo... Massimo rispetto, però, adesso io vi leggo il post su Facebook, fate conto che lo legge 1 milione di persone, e ditemi voi, insomma, se è stato opportuno, ecco, farlo. Sicuramente. Sentiamo. Allora, 26 febbraio. Gianni Morandi scrive: oggi sono un po' assonnato e rimbambito più del solito. Stanotte ho fatto tardi per Pietro. È stato alla festa dei 18 anni di un suo amico, voleva star fuori tutta la notte, abbiamo polemizzato a lungo, poi alla fine sono andato a prenderlo in centro a Bologna alle 4, puntini, puntini, puntini. Ormai è grande e cerca libertà, autonomia. Il ruolo nostro di genitori, quale deve essere? Anna e io cerchiamo il dialogo con lui, ma non è facile. Ora mettetevi nei panni del povero Pietro Morandi, che si trova agli affari di famiglia spiattellati su 1 milione di ma persone. bisogna dire una cosa a Morandi, di star tranquillo, perché Pietro torna indietro. Ecco, vedi che la saggezza del coetaneo di Pietro. Può andare a letto a dormire. Dovevi scrivergliela, avrebbe apprezzato, perché Gianni Morandi ha anche questa peculiarità, quella di rispondere molto ai commenti delle persone. No, bisogna dargli atto, perché lui usa davvero social network mettendosi in relazione con le persone che gli scrivono. Questo bisogna assolutamente dargli atto. E ad esempio gli scrive su questa cosa di suo figlio Beppe Donega, e dice: è sempre difficile dialogare coi figli, anche mio figlio fra pochi mesi compie 18 anni, si sente pronto a tutto, sa tutto, fa finta di saper tutto, ha sempre la risposta a tutto, crede che bisogna lasciarli parlare, tanto noi a saperli ascoltare. Pensiamo un attimo a noi come eravamo quando andavamo a prendere il latte, punto di domanda, ciao, in bocca al lupo. E Morandi scrive: Beppe, anche il mio è così, seguirò il tuo consiglio, grazie. E va bene, insomma, il tema della genitorialità, però insomma il povero Pietro Morandi magari il 27, quando è andato a scuola, esatto, un minimo di imbarazzo può averlo avuto. Dopodiché però questo ci apre, diciamo, anche uno scorcio su alcune canzoni di Morandi che noi abbiamo ballato, cantato. Io un po' meno. Tu forse no, così con leggerezza, ma che ci davano stralci di una persona un po' strana, no? Perché a posteriori, dopo che lo conosci su Facebook,
senti questa canzone e incominci a pensare che, insomma, fare così tardi la notte per il figlio per lui non è questa gran tragedia. L'orologio batte l'una, tu sei fuori chissà. Per poter in qualche modo accontentarlo. Poi entriamo nel mondo di Morandi, lasciamo la sfera familiare, che comunque nel senso ognuno ha la sua, quindi non è che siamo qua a far morali, però insomma quella di Morandi l'abbiamo un po' intuita. Entriamo però nel mondo di Morandi e scopriamo i lavori che gli italiani non vogliono più fare. Sentiamo. Lo scopriamo perché è il 31 marzo, grande giornata di sole a Bologna, e Morandi pubblica una sua foto mentre sta facendo del giardinaggio, in cui come commento c'è scritto: è una giornata bellissima, viene voglia di stare all'aria aperta, punto. Faccio piccoli lavori di giardinaggio, virgola. Poi arriva Sergei che è più bravo di me. Puntini. Qui sia questo Sergei, diciamo, rimane il mistero, ma probabilmente è, diciamo, il giardiniere di origini non italiane che, insomma, coadiuva alle operazioni campestri del Morandi. Ma il Morandi pensiero sull'economia lo si desume anche il 14 aprile, quindi non tanto tempo fa, in un post che lui scrive, indovina l'ora? Sono tipo le 3, le 2, 3:47.
Ecco, qualcuno sistemi gli orologi a casa Morandi, e che quest'uomo vive sul fuso orario della Thailandia, io ve lo dico, c'è qualcosa che non va. E comunque scrive questo Morandi: a Bologna, davanti a un supermercato, ho incontrato un uomo che si è inventato un lavoro particolare insieme al suo cane. Ha 36 anni, è laureato e parla 3 lingue. Si chiama Andrea D'Amico ed è siciliano di Augusta. Gira l'Italia con il nome d'arte di Unnico, facendo uno spettacolo con il suo cane Spank. Lo fa salire sulle spalle, fanno tanti esercizi, volteggi, salti, divertendo bambini e genitori. Mi ha detto che è felice della sua vita di artista di strada, condivisa con questo cane simpaticissimo che lui ama e tratta con attenzione e tanto affetto. Ah, beh. Insomma, questo simpatico Andrea D'Amico, a cui auguriamo tutto il bene del mondo, però è un uomo che è laureato, parla 3 lingue e in questo strano paese si è dovuto inventare il lavoro di artista di strada. Io non lo metterei come esempio. Sì, ecco. Non è proprio la, non direi la perfezione. Vabbè, però poi sono punti di vista, magari siamo noi che qui siamo nella grettezza, perché bisogna comunque rendere atto del fatto che il Morandi nelle sue canzoni ha anche trattato il tema del lavoro con una struggente nostalgia sempre campestre, e questa era Vado a lavorare, che era una canzone che oggi, insomma, anche visto il tenore di alcuni degli sms che stanno arrivando, insomma, ci sentiamo di ridedicargliela. È questa qua. Ricordo che ero ancora sulla terra. E sono arrivati un po' di sms, insomma. Abbiamo Francesco che dice: c'era un ragazzo che come me voleva andare a fare il Foreign Fighters. Ecco. Questa è più di attualità, in effetti, no? Scusa. Un pelino di più, dai. Esatto, cioè quello ormai il modello. Poi abbiamo Rosa che dice: mi piaceva tantissimo Banane e Lamponi, e voi non vi ricordate Me lo prendi papà. Invece sì, vedi che te l'abbiamo messa, Rosa. Noi abbiamo fatto si ricorda un tutto. lavoro molto interessante su Gianni Morandi in questa nostra puntata. Poi abbiamo Christian che dice: vai Gianni, dai che ce la fai. Ridicolo come cazzeggiano certi personaggi con tutti i soldi che hanno. Poi Enrico De Imperia che dice: c'era un ragazzo, ma di che gender? Cioè già qui è una cosa, insomma, il ragazzo è già un tema che non va tanto bene. E poi altri che, in questo caso Ciso, ci fanno notare come nell'emigrazione italiana verso l'America non c'era quella voglia, insomma, di imporre una cultura diversa, così in soldoni quello che ci scrive Ciso. E quindi abbiamo già trovato almeno 2 attualizzazioni del tema Morandi. Adesso io ve ne propongo un'altra celeberrima, che è Andavo a 100 all'ora. Allora, abbiamo già attualizzato Fatti mandare dalla mamma in più versioni molto più moderne. Anche il remix abbiamo fatto. Anche il remix. Abbiamo riattualizzato C'era un ragazzo che come me. Adesso fatemi sapere come dovrebbe intitolarsi oggi Andavo a 100 all'ora di Gianni Morandi, che trasmettiamo, perché comunque va trasmessa. Anche bella.
mai più a dirlo. Cioè, lui è stato veramente l'unico che riusciva a fare ciunga. Diamogli il merito, dai. Ma sì, ma glielo diamo, ma stiamo scherzando, cioè è un monumento Gianni Morandi. Il problema o la forza anche di Gianni Morandi è che con i social network, insomma... No, di problemi ne ha tanti, ma chi non ne ha? Dall'insonnia al figlio. Cioè lui li mette comunque in rete questi problemi, che sono anche i problemi di tutti. Ma non lo so, lì è doppio. Sicuramente il giorno dopo il figlio non era molto contento di sapere che suo padre aveva raccontato che avevano litigato. Suoi. Esatto, immagina tu, insomma, a 18 anni, che tu devi ancora farli, peraltro. Però ci sono lì, dai. Sei lì, che quando? Ci sono ancora più di 6 mesi, ancora 6 mesi con la possibilità di fare tutti i reati, poi galera, io te lo dico. Allora, andiamo avanti. Per attualizzare questa canzone, Mary da Vigevano dice: andavo a 100 all'ora e mi tracannavo un bottiglione di Lambrusco. Non so perché vuole mettere questa sfumatura gucciniana. E invece Davide da Casatelnuovo dice: andavo a 100 nodi per arrivare sulla terra non mia. Ecco. Insomma, stiamo centrando, diciamo, il bersaglio dal punto di vista della tematica, perché oggi, piaccia o no, il Morandi mi si è schierato. Ma diciamo così che stiamo un po' superando quella che è la parte faceta della nostra trasmissione. Dopo la pubblicità andiamo a vedere però se questo razzismo nei commenti di Gianni Morandi c'è o non c'è. Non c'è. Vedremo. O c'è? Boh. Vedremo. Tra poco ne parliamo. Abbiamo fatto un lavoro che poi vi spieghiamo, ma prima una breve pausa pubblicitaria. Le tue notti sono troppo corte e... E torniamo in onda in questa nostra monografia su Gianni Morandi, nella mezz'ora, se volete, un pochino più seria della trasmissione, perché comunque qualcosa è successo, no? È un fatto importante quando su una pagina che raccoglie un idolo della canzone leggera italiana, Gianni Morandi, che ha 1 milione di mi piace, quindi superiore a Renzi, a Salvini, a tutti i politici, perché questi sono i più importanti, quindi figurarsi agli altri. E quindi una pagina davvero dove le persone
arrivano da età diverse, esperienze di vita e politiche molto diverse. È molto interessante vedere quello che succede su questa pagina, perché è un campione, se fossimo in sociologia diremmo, è un campione sociologico rilevante, cioè gli italiani a cui piace Gianni Morandi Sono tanti. Esatto, è abbastanza rilevante, forse più di tanti sondaggi che trasmettono in televisione, dove magari chiamano 500 persone. Ecco, in questo caso invece ci sono state 14.000 commenti. E lo stesso Gianni Morandi ha reagito così ai commenti, dando quindi la stura ai titoli di giornale che leggiamo, con un post di ieri, scritto non alle 3 di notte, alle 5:30. Del mattino e del pomeriggio? Del mattino. Ma perché? Non lo so, però questo lo do così agli onori della cronaca. 5:30 del mattino, va bene. Probabilmente è dovuto andare a prendere il Pietro e poi è tornato indietro. Esatto. E poi si è messo a scrivere. Comunque, 22 aprile, dopo tutta la tempesta, 14.000 commenti, eccetera, sono sorpreso, scrive Morandi, dalla quantità di messaggi al mio post di ieri. Sto continuando a leggere, ma penso sia impossibile arrivare in fondo. 14.000 messaggi. Ho anche risposto ieri sera per un paio d'ore. Forse non mi aspettavo che più della metà di questi messaggi facesse emergere il nostro egoismo, la nostra paura del diverso e anche il nostro razzismo. A parte gli insulti, che sono ormai un'abitudine sulla rete, frasi come andrei io a bombardare i barconi, o sono tutti delinquenti e stupratori, oppure vengono qui solo per farsi mantenere, mi hanno lasciato senza parole. Magari qualcuno di questi messaggeri ha famiglia, figli e la domenica va anche a messa, certamente non ascolta però le parole di Papa Francesco. Poi c'è una sua foto con dietro un muro che dice: ciao, sto andando vicino a Lecco a visitare la cascina Don Guanella insieme a Don Agostino Frassone. E va. Vabbè, ben per lui. Così dice qui, e dove e con chi. Comunque questa è la reazione di sorpresa di Gianni Morandi, da cui tutti i titoli, no? Sulla pagina di Morandi, xenofobie, insulti razzisti, eccetera. Bene, c'è una analisi del post di Morandi che con un po' di pazienza potete fare tutti a casa, non c'è bisogno di essere esperti in niente, basta aprire la pagina Facebook di Gianni Morandi. Vai, spiegalo bene, visto che tu sei esperto in queste cose. Ma anch'io che non ho Facebook posso aprire la pagina di Gianni Morandi perché è super pubblica. Certo. Dovete avere un po' di pazienza e fare in modo di visualizzare più commenti possibili. Io non li ho messi in pagina tutti e 14.000 ovviamente, però ne ho messi in pagina un buon numero, siamo intorno alle centinaia insomma, e con un semplice comando presente in tutte le tastiere premete insieme CTRL e F. Quando voi premete insieme CTRL e F vi compare una barretta e voi potete vedere se compaiono alcune parole sullo schermo che avete di fronte, no? È una piccola cosa che tanti sanno, che si può fare veramente in un minuto. E allora io, questo allarme razzismo sulla pagina di Gianni Morandi, qual è la prima domanda, la prima parola che uno cerca quando dici vado a cercare dei razzisti? Cosa avranno scritto i razzisti? Che parola avranno scritto? Vabbè, razzista profughi non è razzista. De più, un razzista scrive negro. Sì, a morte, a rogo. Negro, scritto subito negro, e anche negri, e anche negre, non ci sono. e anche negracci, e anche tutto il vocabolario peggiore del razzismo peggiore che immaginavo io. C'è soltanto uno che ha scritto negro, almeno nel mio campione, magari ce ne sono altri, che si chiama Andrea Governale, che ha fatto un post fuori dal mondo in cui dice insomma, hanno ragione i tuoi commentatori, gli italiani migravano per andare a lavorare onestamente come Lucky Luciano e le famiglie potenti, non certo questi negri che vengono a farsi mantenere in comodissimi, insomma una roba nonsense, un po' così, no? Dai. Una roba nonsense, uno di quei che non ha aggiunto né tolto niente al dibattito, e quindi uno solo comunque che ha usato la parola negro, perché ho usato un criterio abbastanza scientifico, oggettivo. Un'altra parola da razzisti, perché ho detto negro, forse l'hanno censurati quelli che dicono negro, ma non mi fregano a me, perché io so qual è il verbo del razzista, me lo suggerisce proprio Morandi, no? Che dice andrei io a bombardare i barconi, io ho detto bombardare. Poi ho visto sparare, bombardare non c'era niente, magari c'è più sotto, io ho fatto i primi bruciare, 500. annegare. Sparare, ho trovato uno sparare, che è Grace Faz, che dice, questi sono i nomi di Facebook che vi danno comunque il tono della situazione. Bravo Gianni, punto esclamativo, ricordaglielo a chi vorrebbe sparare a vista, quindi uno che era
diciamo così, a favore di quanto ha detto Morandi. Dopodiché dico, vabbè, non c'è sparare, non c'è negro, dov'è il razzismo qua? Scriviamo Salvini. Salvini sono usciti un po' di cose, tra cui simpaticissimi epiteti di Annalisa che dice incompetenti salviniani governano anche il Parlamento europeo, per farti capire cioè a che livello siamo. Il Parlamento europeo è governato da salviniani, Così. secondo Annalisa. Poi per Alessio la propaganda populista di Salvini disumana, bieca e quant'altro. Poi abbiamo un altro ancora che dice i commenti pressapochisti, ostaggi di 2 neuroni messi lì a caso, eccetera, eccetera. Poi un'altra che dice ascoltate le stronzate di Matteo Salvini. Questa è, se tu vedi Salvini. Se a quel punto lì tu vai ad approfondire e scrivi nel CTRL F la parola clandestini, attenzione, ti escono 13 risultati, sempre su un campione, ripeto, di un paio di centinaia. Clandestini è quello che viene contestato da chi non è d'accordo con Gianni Morandi. Carlo Gaeta dice emigranti, non profughi e clandestini, non hanno mai avuto i nostri emigranti alloggio, vitto, agevolazioni, fatica e quant'altro. Poi abbiamo un altro che dice i nostri migranti non erano clandestini. Valentina che dice i nostri sono migranti, non clandestini, ma non da clandestini anche per Cristina. E insomma una trafila, tutti questi commenti che sono bollati come xenofobi erano solo su questo punto qui. Sì, ma il paraculismo di Gianni Morandi è stato dire razzisti, perché così, tanto nessuno sa che va a vedere 14.000. E il giornalista pigro ha fatto copia e incolla e ha fatto i titoli dei giornali. Sì, questa sera al telegiornale il telegiornalista, che magari non è pigro, però ha insomma già da fare 50 servizi, perché c'è il titolo. Prende il titolo, copia e incolla, se riesce a fare l'intervista a Gianni Morandi e la cosa è finita lì. E perdiamo il fatto che su una pagina da 1 milione di persone ce ne sono state tante che hanno detto sì, ma quelli erano immigrati e quelli erano clandestini. Vogliamo dargli torto? È un dato di fatto, nel senso, o almeno sentiamo se spalancando di nuovo le linee, se qualcuno nel senso, dissente da questo punto di vista. 0266 20 35 29, che differenze c'erano? Stiamo nel merito, Gianni Morandi l'abbiamo toccato abbastanza. Che differenze c'erano tra l'emigrato che nei primi del Novecento partiva dall'Italia e andava in America e quello che stiamo vivendo oggi? Che noi non ci imponevamo, mentre loro sì. Questa diciamo è una delle tue risposte. Sentiamo. Le vostre e se i due fenomeni invece sono in qualche modo assimilabili come nella tesi di Morandi. Poi ho cercato altri verbi brutti, cattivi, xenofobi, aggressivi. Sì, rimpatriare. Vabbè. Sai che cattiveria. È uno solo, ha detto. Irma ha detto, che però l'ho segnalata perché lei è una di quelle persone che era immigrata, ma siccome non aveva il lavoro l'avevano poi rimpatriata. Ma a suo favore è usata la parola, sì, cioè esatto, a suo sfavore, tra virgolette. Molto gettonato anche il basta. Abbiamo una decina di basta, adesso non sto qua a leggervi il basta clandestini, basta insomma. Questi sono stati i terribili toni. Lo stop invasione l'hai cercato? No, non ho cercato stop invasione, ho cercato musulmani e mi è uscito Mussolini, ma era uno che era a favore di Gianni Morandi. Prendiamo una telefonata, pronto? Ciao ragazzi, sono Dino da Brescia. Ciao Dino. Allora io vorrei, dopo lasciatemi intervenire su Morandi. Comunque all'inizio quello che dite voi, la differenza tra i migranti di oggi e i migranti di allora. I nostri emigranti erano tutt'altra cosa. Prima di tutto non andavano in un territorio vastissimo dove non c'era questa densità di popolazione che c'è in Europa. Poi e quindi venivano trattati in quella maniera lì, perché allora c'erano altre condizioni, c'era lo schiavismo, eccetera, eccetera. Quindi io mi indigno tutte le volte che fanno un paragone tra i nostri emigranti di allora e quelli che vengono qui. Questa è una cosa. Mi indigno giusto perché questi poveri emigranti nostri che sono andati in America vengono a raccontarci che hanno portato la mafia, eccetera, eccetera. Vabbè, questa è la prima considerazione. La seconda invece voglio raccontare un aneddoto. Vai. Una ventina di anni fa, 22 anni fa, quando la squadra di Morandi andava in giro a fare la partita del cuore, io ho partecipato all'organizzazione di una partita qui a Brescia insieme con la ESM e stavano facendo la partita. Il primo tempo stavano perdendo 2-0. Sono rientrati negli spogliatoi, e questo qui lo possono confermare tutti i giocatori di allora che erano scandalizzati, avevano minacciato di non più rientrare,
perché stavano perdendo e non potevano subire l'onta della disfatta, no? Perché perdere 2-0 da una squadra così, la nazionale cantanti, ti puoi immaginare. Fatto sta che dopo, insomma, gli hanno fatto fare un rigore, gli hanno fatto, è terminata 2-2. Ovviamente queste cose, questi particolari non sono stati raccontati dai giornali. Questa qui è una chicca che racconto io perché ho partecipato all'organizzazione e devo dire che è una cosa che mi ha scandalizzato. Grazie Dino, quindi anche le partite di beneficenza in questo paese hanno queste dinamiche da trucco. La mettiamo agli atti come voce, perché ovviamente non abbiamo prove a sostegno, se no le testimonianze che Dino ci porterà qui quando faremo finalmente la trasmissione radiofonica Un giorno in pretura. Io voglio fare una trasmissione con il processo, ma questa è un'altra storia. Prendiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come Pronto? ti chiami? Sono Fulvio da Lecco. Ciao Fulvio. Ascolta, niente, sembra evidente che la differenza fra i migranti, per l'amor di Dio, questa è gente in gran parte, non tutti, che scappano da situazioni veramente terribili. Io mi domando però una cosa, la sento parlare di cittadini etiopici. Io sono stato in Etiopia io non ho visto né guerre né persecuzioni. Ovviamente l'Etiopia è enorme, per cui potrei anche, però sono passato da Addis Abeba, mi è sembrata una situazione abbastanza tranquilla. Ma al di là di quello, più che altro ci sono i cinesi che si stanno comprando l'Etiopia, questo è un altro discorso. Però. La cosa però che noterei, insomma, che ovviamente, come diceva l'ascoltatore di prima, che gli immigranti nostri sono andati in America, in Australia, così col cappello in mano, chiedendo di entrare, non pretendendo di entrare. E questo mi pare evidente, cioè se uno va a casa di un altro deve chiedere. Io non pretendo di entrare in casa di un altro, chiedo di entrare. Esatto, come Ellis Island è famosa, no? Per essere stato il luogo della quarantena. Andiamo a un'altra telefonata. Pronto? Sì, ciao Marco, buonasera, parlare a Francesco da Varese. Ciao Francesco. Allora, io ti dico, do ragione ai penultimi ascoltatori quando parlano dei nostri immigrati, tra cui io sono uno di quelli, che praticamente ce l'hanno sempre questo paragone dei nostri immigrati, eccetera. Io, mio padre, i miei zii, i miei parenti emigravano, sì, venivano qui perché lì non c'era da mangiare, bisognava pure lavorare, però si adattavano, come diceva il Signore, e mio padre ha ancora le piaghe sulle spalle, con il lavoro che faceva e il vivere nelle baracche di cantiere. Però, come diceva il Signore prima, chiedevano il permesso, si accontentavano di quel che facevano per lavorare, per portare i soldi alla famiglia, facendo stagionali, eccetera. Vabbè, comunque do ragione a loro ed è così, solo che non devono continuare a menare a questo paragone che fanno la gente comune, che anche su Facebook ne è piena le palle, scusa te. Grazie mille. Guarda, io penso ci siano comunque, al di là dei casi singoli, no? Che poi dentro i casi singoli poi c'è tutto il mondo, tutto il contrario di tutto, però ci sono sicuramente due narrazioni in questo paese e le narrazioni sono importanti, no? Perché tutta la nostra vita è una narrazione, sia nell'ambito personale sia nell'ambito politico. C'è una narrazione che vede sempre più in maniera inequivocabile l'immigrazione come un qualcosa che crea di fatto dei problemi, senza poi colpevolizzare gli immigrati, perché poi è quello che esce nella pagina di Gianni Morandi. Se tu dici quante volte c'è scritto negro, c'è scritto una volta. Quante volte ci sono scritte cose offensive, sono offensive verso Gianni Morandi, come quella che abbiamo letto prima, scemo, cose così, ma non verso gli immigrati. Io non mi sembra di lui. Sinceramente non mi sembra neanche qui di intercettare della gente che ce l'ha con gli immigrati in sé. Mi sembra invece di notare che sono un problema come fenomeno generale, perché si sente che ti abbassano lo stipendio sul posto di lavoro, si sente che sono la causa dell'insicurezza nelle città, ci si sente sempre più stranieri. Questa è una narrazione. Poi ce n'è un'altra, ed è quella di cui Gianni Morandi oggi gli capita, per sua sfortuna e il fatto che alle 3 di notte non dorme, di essere il simbolo, che è invece un'Italia che può permettersi ancora tanti buoni sentimenti. Me sembra di dare, cioè io do questa chiave di lettura qua e ve la metto così a disposizione per il dibattito che segue con il prossimo ascoltatore. Pronto? Pronto, sono Michele da Monza. Ciao Michele. Due cose. La prima, che stavo ascoltando il tuo commento. Se non dorme di notte potrebbe andare a fare lo spazzino, visto che di notte non c'è traffico, quindi almeno fa qualcosa di utile. E chiudiamo. La seconda è, io ho un parente che negli anni 70 è andato in Australia, perché l'Australia chiedeva manodopera, ed è partito che il governo italiano gli ha pagato anche il viaggio, per far sì che davano una mano a questa grandissima nazione. Però le cose sono diverse da essere immigrati
essere clandestini, perché se io richiedo da parte di una nazione o chiedo della manodopera, o chiedo delle persone specifiche per fare un qualcosa, è giusto che vengano, perché io li ho chiamati, io li ho chiesti, ma se non li vogliamo, perché non sappiamo più cosa fare, dove mandarli o cosa inventarci, non è razzismo, è che non c'è la possibilità di farle fare niente. Quindi le cose sono molto diverse da essere clandestini perché vieni in una zona dove non ti vogliono ed essere richiesti perché c'è bisogno di una tua manodopera. Certo. Questa è la differenza, non è la differenza che uno deve andare a scuola a fare 27 corsi di laurea per capire, sono cose molto banali, certo. non sono utili, non servono. Grazie mille. In effetti poi l'America è il paese nato sull'immigrazione, no? Quindi cioè, l'Europa in qualche misura no. Pronto, ciao. Ciao, come ti chiami? Emanuele da Mozzate. Ciao Emanuele. Ciao, ascolta, io stavo ascoltando il dibattito e sì. Condivido alcune delle cose che hai detto te prima, nel senso che l'immigrazione comunque è un fenomeno che porta dei problemi a chi vede le persone arrivare nel proprio posto dove abitano. Però io sinceramente tutta l'argomentazione delle differenze tra gli immigrati italiani e gli immigrati stranieri che arrivano oggi in Italia non la vedo. Dopotutto gli immigrati italiani hanno portato dei fenomeni all'estero che sono delle vere e proprie piaghe sociali che esistono tuttora e si sono sviluppate in tutto il mondo. Non lo so, se qualcuno non ricorda che gli immigrati italiani hanno portato la mafia in America o all'estero, forse ha la memoria corta o tende a non capire quali sono dei fenomeni che poi hanno scatenato delle vere e proprie piaghe sociali all'interno dei paesi che hanno visto questa immigrazione giungere. Certo. Tu dici non ragioniamo però in maniera binaria, non è che adesso noi se i nostri erano buoni, questi sono cattivi. Nel senso, l'emigrazione in sé è un fenomeno che porta anche tutto e quindi porta anche della criminalità e dei grossi problemi, e lo è stato anche quella italiana che ha portato la mafia e la criminalità organizzata, soprattutto bisogna dirlo, quella siciliana e quella del sud, perché ecco, io di mafie bresciane non le ho ancora sentite. No, se mi dite che c'è una mafia bresciana, io sono il primo a come si dice? Chinare il capo, facciamo le mani e facciamo una puntata storica su questo boss di Little Italy che si chiamava, che ne so, Bepi da Clusone. Se troviamo dei documenti su Bepi da Clusone che faceva il contrabbando di grappa, allora va bene. Comunque grazie Emanuele, perché il rischio, secondo me, scusate, oggi sono un po' prolisso, ma secondo me il rischio isteria comunque è sempre molto alto, specie sui social network, no? Dove se uno dice queste due cose sono uguali, ti viene da dire questo è meglio di quello, e invece bisogna cercare di unire i puntini guardando il quadro nel suo insieme. Però se tu fai notare, cioè l'immigrazione secondo me è sempre una tragedia. Sì, ma se tu fai notare che su un social network che ci saranno milioni di persone, poche persone hanno usato termini razzisti, significa che il problema non è verso l'immigrato che arriva, ma verso magari chi li fa arrivare, come li ospita, e la priorità data a loro e non a noi. Secondo me è così, vedo che tu mi assecondi e quindi sei un ottimo stagista. bravo. Andiamo avanti con le vostre telefonate, ne riusciamo a prendere ancora qualcuna e dopo non perdetevi il nostro scoop, perché Gianni Morandi in realtà è un leghista ortodosso, più leghista di Gilberto Neto, vi dico solo questo. Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Ciao Franco. Ciao Franco. Senti, quello di prima è comunista, allora Ma come? Chi te l'ha detto? Io uso. Ma lo conosci? Io uso dire che quando si parla di mafia, i diritti d'autore li diamo tutti alla Sicilia, così almeno chissà che magari con un po' di diritti d'autore riesca a pagarsi magari i cavalcavia che crollano, prima di tutto. Secondo, i comunisti sono talmente, diciamo così, presuntuosi. Franco, non so se è comunista, non credo sia comunista, perché guarda, i comunisti sono in via d'estinzione nel 2015, io te lo dico. E poi non credo che ascolti Radio Padania, ecco, o è un comunista e si vuol fare del male, però...
quello lì è comunista. Franco, ma cos'è il maccartismo? Ciao Franco, grazie mille. Bellissimo. No, ci sono degli ascoltatori che veramente, poi io spero che tutti apprezzino lo spirito, no, più che il merito di alcune telefonate tipo questa che guarda, morire da ridere. È comunista, guardate. Ma adesso voglio la risposta. No, non aizzarmeli. Ma da cosa ha capito? Dal tono della voce, no? Da quello che dice, distinto. perché sei distinto dalla sì, massa. Esatto, bravo, e quello è stato. Perché ha detto, ma io non sono perfettamente d'accordo. Allora basta, fuori. McCarthy. Va, prendiamo una telefonata. Pronto? Sentiamo se è un comunista al telefono. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao, Giuliano da Reggio Emilia. Ciao Giuliano. Non sono comunista, Non sei comunista a Reggio Emilia, ci crediamo poco. Di cultura ce ne frega, ma nell'89, quando venne verso la prima volta, diciamo che sono uno di quelli che ha iniziato a toccare i manifesti allora, dall'89. Allora va bene, sei diciamo un leghista volevo replicare antepò. Signore di prima, mi senti? Sì, cosa vuoi dirci? Volevo replicare che il signore di prima, ok, gli immigranti, innanzitutto in America stavi 40 giorni in quarantena e andavi con i documenti, primo. Mi senti? Sì, ti sento. Prima della fine del 2014 dice, avevo letto sul giornale, ho sentito in qualche canale televisione, non mi ricordo quale, aveva tagliato i fondi per i clandestini, diciamo, gli extracomunitari, perché disse che l'85% erano tutti profittatori. Primo, a Reggio Emilia c'è della gente che qua da 10 anni, che non lavora, grandi e grossi, fumano, bevono, hanno uno smartphone da 200 euro, io non lo so. I pensionati vanno a restare in mezzo al pattume. Ti ringrazio, ciao, buona giornata. Grazie mille. Questi sono le vostre voci. Ci sono anche degli SMS, tra poco li leggiamo al 346 64 27756. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Buonasera. Sì. Ma io ho notato una Come cosa. ti chiami? Sono Maria. Ciao Maria. Ho notato una cosa, che tutti quelli che si sbracciano pro immigrazione, prima di tutto non hanno la vista lunga, perché se sono entrati quasi 200.000 nel 2014, più quelli del 2013, più quelli del 2012, quindi cosa si vuol fare di questo paese? Primo. In secondo ordine, sì. Non c'è possibilità di non ci sono termini di paragoni con la nostra immigrazione, perché noi si andava in territori sconfinati, l'Argentina e il Brasile richiedevano manodopera italiana. E quindi non c'è assolutamente possibilità di paragone, perché oltretutto adesso qui da noi le industrie hanno chiuso, moltissime hanno chiuso, quindi c'è disoccupazione da noi, perché dobbiamo prendere altri disoccupati? A meno che non ci sia un piccolo disegnino, e cioè siccome la gente ha cominciato a svegliarsi, fanno venire questi qui che sono tutti dei ragazzotti giovani e molto prestanti, non ce li buttino poi contro, perché li mantengono in alberghi 3-4 stelle. Grazie mille Maria. In effetti c'è certamente delle differenze strutturali che è inutile stare qua a rimarcarle, che sono talmente ovvie. Ecco, ricordiamo soltanto, sempre sul tema di quanto è bella l'emigrazione, che non è che gli americani, poi gli inglesi e americani sono i primi che sono arrivati in America. Quando Cristoforo Colombo, peraltro di Genova, mise piede sull'isola che poi sarebbe stata quella di San Domingo, non è che non c'era nessuno. C'era qualcuno? Sì, perché noi il nuovo mondo ha scoperto c'era della gente che era lì da circa 2-3 mila anni. Ecco. E sono stati sterminati, ecco, da gente, esatto, perché pulizie. E quindi nel senso, anche lì l'immigrazione, insomma, in qualche misura la contaminazione e la bellezza. Il succo è, mettiamo a paragone i privilegi che avevamo noi all'epoca e i privilegi che hanno loro adesso, non c'è paragone. Se i rifugiati politici sono d'accordo, però. No, i rifugiati politici sono 4.000 su 150.000 che ci arrivano. Quelli che hanno i privilegi sono i rifugiati politici, sono un po' più di 4.000. Si dice dai 4 ai 6.000. No, sono molti di più. Quelli che hanno lo status di rifugiato, io sto parlando dei richiedenti asilo. Ah, ok. Ovviamente. E i privilegi ce l'ha il richiedente asilo? Sì, ma in realtà li hanno un po' tutti, perché se tu guardi questi qua che mettono piede e poi se ne vanno dove vogliono. E poi dove vanno? Se non c'è lavoro, vanno dove? Nella criminalità organizzata, deduco. Sì, ma loro vengono qui. A meno che non abbiano un modo. Ma loro vengono qui per delinquere. Va bene, ma al di là della motivazione, ma anche se venissero con le migliori intenzioni. Lorenzo, se tu andassi in un posto con le migliori intenzioni, ma non trovi lavoro, no, al terzo giorno hai fame. No, dipende.
Non mettermela giù su quel piano. Al settimo giorno hai fame. No, non mettermela giù su quel piano, perché te l'ho detto. Perché tu sei bravo e onesto, altre persone meno brave e oneste di te, al terzo giorno cadrebbero in tentazione, no? Ma tutti praticamente, tutti quelli che arrivano qua, la maggior parte delinquono. Ma c'è una questione secondo me strutturale per cui delinquono, che è il fatto che siccome non c'è lavoro, anche chi non vuole delinquere si ritrova nella condizione di essere facilmente arruolato da una criminalità organizzata che ha bisogno del nigeriano che tanto lo arrestano e ne metto un altro in strada a spacciare la cocaina. Io ti apro una sfida ad aprire per un mese tutti i giorni il giornale, ritagliare l'articolo di giornale che parla dalle 19 alle 21 c'è il mai più senza, quindi non c'è bisogno. Allora, ma certo, però tu guardi le conseguenze. Io stavo facendo un ragionamento sulle cause, ma stiamo dicendo le stesse robe. Sentiamo se l'ultimo ascoltatore è caduto, l'abbiamo steso. Sai quando sei lì che stai parlando con uno in treno? Ti è mai successo di iniziare a parlare in treno con un'altra persona, un tuo amico, qualcosa, e c'hai di fianco il terzo che tu vedi che non ne può più del tuo discorso, cerca di fuggire dai vetri, abbiamo preso, io voglio sperare l'abbiamo preso per sfinimento, come stiamo per sfinimento andando verso il nostro scoop, però, perché nonostante quello che ci siamo detti in questa fase più seria del resto della trasmissione, se è paragonabile l'immigrazione italiana del Novecento a quella moderna che invece viene subita dall'Italia, non dimentichiamo che oggi è la monografica su Gianni Morandi e noi abbiamo dei documenti esclusivi che dimostrano il fatto che Gianni Morandi non solo è un cantante leghista, è un cantante ortodosso leghista, proprio un duro e puro, diciamo, se la gioca come livello di fedeltà ideologica col Bepi e un gradino sotto, ma uno sotto Sergio Borsato. Abbiamo dei documenti esclusivi, ve li trasmetteremo dopo il GR e dopo la pubblicità che arrivano proprio tra pochissimo e che annunciamo con un'ultima telefonata. E così, Roberto, abbiamo un minuto? Un minuto per l'ultima telefonata che è pronto. Pronto, sono Chiara di Seregno. Ciao Chiara. Senta, vorrei ricordare che vi ricordate i primi che arrivavano che ci dovevano pagare le pensioni? Sì. E dove sono le pensioni che ci pagano? Lo chieda alla signora Fornero, Chiara, perché secondo me lì c'è la risposta. È come la caccia al tesoro quando si era bambini, c'era ogni indizio ti porta da un'altra parte. Va bene, allora andiamo a fare questa pausa pubblicitaria, andiamo a sentire le ultime notizie con il GR e poi di nuovo in diretta fino alle 18:30 con Rebelotti e le nostre esclusive su il Morandi segreto, il Morandi leghista. Non attenzione. Perdete. A tra poco. Ti aspettano in edicola i ricettari di Slow Food, la nuova collana di ricette della grande tradizione italiana.